Il momento quando senti attorno a te la tua adrenalina. Senti l'aria, senti il fresco, vuol dire che hai trovato finalmente l'uscita. E quando è il tuo momento ti viene la voglia di scattare velocemente, perché quando perdi l'occasione e non riesci più a ritrovare l'uscita, questo è veramente un grosso problema per un esploratore. Quindi approfittiamone fino a che perdiamo l'ultima occasione. Questo è veramente immenso. Che razza di miniera gigante è questa? È gigante, guardate. E pensate che le nostre torce non ce la fanno neanche. I nostri avventurieri di Urbex, guardate quanto è grande questa miniera. Questa finalmente sono infatti in questa gigantesca caverna di una miniera, il cuore di questa miniera. Che cosa troveranno qua dentro? Che cosa scopriranno? Qual è il loro obiettivo? Sì. La dilatata. Damn. Sì. Ok. Adesso stiamo scendendo giù in questa gigantesca cava, guardate che luce che fa, guardate. Non fatemi ombra. Qui c'è una macchina che è stata buttata giù. No, le torce non puntate. Vedete le torce? Io voglio. Questa di chi è questa? Di Andrew, di chi vuoi che sia? Andrew, boga la torcia. Toro? No, va bene. Allora si dà illumino. Sembra una fava. Sembra la faccia di Sor Daniel. C'è qualche... cos'è? Winnie the Pooh c'è sta roba del teschio, la pietra, la rupe del teschio. Sì, il tuo paneggio si è sentito completamente. E lo posterò su guarda sopra. È stata la macchina. Pizza, ma come sarà caduta là? No, ma questo qui è il buco della macchina. Siamo due occhi. Aito, siamo due occhi, sembrano. Guardate, è rotto. Bardak ne vuoi? Io? Bardak! Bardak. Posso rubare la torcia che mi hai in testa? Posso rubare la torcia alla testa? Io guardo Susan per emergenza quando devo illuminare per te. Ce l'hai sempre? Sì, me l'ha presa lui. Miki, non tenermi. Mi stavo cadendo anch'io. E fai cadere a me. Saliamo là sopra, vai. Minchia. Oh. Ma è crollata questa roba? Madonna mia, che cazzo è? Dove? Cosa? Si è lanciato sulla merda.
No, è iniziato il momento di sporcarci come una volta. Buttati la sicurezza tipica. Ce l'hai presente? Ma quindi che cosa c'è là? Guarda, ce ne ho anche truccati, Qui ce ne vediamo se vogliamo passare. Possiamo prendere le lamiere? Lamiere? Ma io lo capisco qualcosa. Perché questo qua è argilla molle, lì è tipo sabbia mobili. Mamma mia! Andrea, non ti ricorda niente? Minchia, certo me lo ricordo. Che io sono... Oh sì, mi ricordo perfettamente. La torre. Mi ricordo quando avevo fatto l'avventura a Deauville insieme con lei. Avevo affrontato questo posto, questo luogo molto misterioso, dove dicevano che era un posto pericoloso e che nessun esploratore è riuscito ad entrare là dentro. Ma noi avevamo riuscito a scoprirlo e avevamo rischiato la vita. Quelle sabbie mobili di quel calcare erano veramente così pericolose che alla fine abbiamo avuto, ci è andata bene. È stata veramente un'esperienza indimenticabile. Io ho il terrore. Ah ragazzi, ma qua c'è un buco, una scala e lì continua. Infatti bisogna capire se qui si Sabbie mobili, ragazzi. Ci sono sabbie mobili e lì c'è anche una scala che porta su. Ma siamo sempre... Ma è bloccato. No, lo vedi che ci può passare sabbia. Praticamente. Ma voi non dovete dare Ah, bravo, Eia, prendi il ponticello. proviamoci che la facciamo sulla cosa e vedo. Vai. Prima del carico di trovare. Bravissimo. Occhio non usarla tipo Ma surf. con la slitta va bene. Quello che stavo per... Eia, com'è surf? Com'è? Allora, avessimo 1000 ricordati di fare 1000 giocamenti. E allora niente, non vediamo. Andrea, Sì. questa cosa Ah? ne hai corre? Io ho solamente gli occhi per mettere come checkpoint. Gli occhi, numero 1, numero 2, numero 3, le palline. Per non perderci. Ricordarci che qui c'è la pallina, allora vuol dire che siamo passati di qui. Dopo che sento questo io mi butterei. Tu Ryan, che cosa ne pensi di questa miniera, come vogliamo dire? Ryan, non mi stai nemmeno cagare perché stai sbadigliando, Stai insurpando come a tutti noi. No, mi sto stupando io. Usciamo? Che già... Quindi Ryan, che cosa Ci dici? sono le altre, ci prendiamo le altre. Tu sai un modo per uscire da qui, Ryan? Sai qualche modo? Non lo sappiamo proprio, Ryan. Andiamo. Questa è la situazione Devi tornare indietro. Però delle scarpe di Diego, il ninja. oh, io sono scesa fino a qui. Ecco. Entri, occhio che non ci sia un buco qui sotto. Aspetta, controllo. Va verso giù così. Ah, non è sceso nessuno. Ok, andiamo. Tu di calcestruzzo? Ma quante buche che ci sono. Vai, mi sei paura. Quante buche che ci sono. È peggio di quarto. Che è successo? Che è successo? Lo spuntone lo fa. Che puzza che viene da lì, cazzo. Odore di... Edoardo passa per ultimo. Mi sa di sì, Come prima. perché se no riempie di argilla al posto. L'uomo argilla. Esatto, guarda che ti posso sporcare lo stesso, eh. No, non prendi. Vieni qua. Fermo, dai. Vieni qua. Fermo, Dio cancaro, basta. Annusa. Dai, va tu. A me sembra torrone. Mangialo. Assaggia. È dolce, fatto di miele. Vai, ti filmo. Stiamo salendo. Stiamo salendo. Molla questa mano, mollala. Ah, sì. Ok. Mannaggia! Oh, visto? Ce l'abbiamo fatta! Sei contenta che tu? Sono contentissimo, grazie Andrew, grazie mille.
Di niente Gianluca, di niente, di niente. Se solo lui dopo io. Tu sei quello meglio. Che fare qua? Cioè guardate però che casino che è successo qui. Aspetta poco, fallo rotolare. Prima siamo passati da là. Cosa? È l'R4? Non riuscito a riconoscere. Su coraggio ragioniere, ce la fa. Ragioniere. Vadi, vadi. La roccia sembra sana qua. Sì, è quello. Andiamo tutti insieme, se andiamo dritti. Lì volevano fare. Allora, ci metto le, farlo saltare in aria. ci metto le palline, ci metto una pallina? Lì, lo vedi che sono i buchi per metterci le dinamiche? Ci metto la pallina? Per tutti i buchi, scusa. Ma quelli sono troppo strani. Aspetta, ci metto la pallina, ci metto. Falli saltare. Tanto. No, numero 11. La metto qui. Guardate che ragazzi siamo dentro la miniera, dentro il cuore della miniera e adesso stiamo proseguendo. Lascia qua una pallina, che c'è un incrocio. Lascia una Qui. palla che qui la abbiamo più di metà. Va bene, sì, ecco, sono di metà. Cioè che bello. Ragazzi guardate come la sensazione toccare questa, guarda. Bella fresca l'acqua. Questa me la voglio prendere, se si può. È quello che l'avevano messo all'inizio, molti anni. Finiva Ok ragazzi, stiamo tornando a casa, abbiamo concluso questa grande avventura che abbiamo fatto in questa miniera. Ragazzi è stata una miniera veramente fenomenale, super estrema a quello che avete notato. Praticamente possiamo dire che l'avventura finisce qui. Giganti che io Ricordatevi, chi non si è ancora iscritto in questo canale, fatelo immediatamente. Non sapete che cosa succederà nelle prossime avventure. Succederanno tante di quelle belle cose che non vi immaginate. Fatelo, e aiutiamo il vostro Indiana Jones a arrivare a 10.000 iscrizioni. E un giorno spero che possa vincere anche lui un giorno la targhetta. Mi raccomando, iscrizioni e condivisioni. A presto, amici della Jones Family.